Questa trasmissione è offerta da Nodo Hotel, Restaurant e Spa. Buonasera e benvenuti da Villa Manin, Sapori Pro Loco, questa 22esima edizione della festa delle eccellenze dei prodotti enogastronomici della nostra regione, ma soprattutto benvenuti alla finale di Lo Sapevo, il quiz di Telefriuli che arriva per la seconda volta a Villa Manin di Passariano. Facciamo l'applauso alle due Pro Loco che hanno raggiunto Villa Manin per questa finalissima, che sono la Pro Loco di Gemona del Friuli, capitanata da Erika, e la Pro Loco di San Vito al Tagliamento, capitanata da Patrizia. Questa sarà una puntata dedicata a Sapori Pro Loco, perché sono 55 i piatti che potete gustare qui a Villa Manin di Passariano, che ritorna dopo 2 anni qui, ed è davvero una festa, la festa delle Pro Loco nella casa delle Pro Loco, e dobbiamo dire grazie a tutte le Pro Loco che sono qui, che sono 22 presenti quest'anno, e quindi facciamo un applauso a Walter Pezzarini, presidente del comitato regionale Umpli, perché lui è il padrone di casa questa sera, e siete ritornati qui nella vostra casa, presidente. Buonasera a tutti, una bellissima serata, c'è tantissima gente, finalmente questo prato torna a riempirsi di gente dopo 2 anni di sospensione. Una serata straordinaria con la finale di Lo Sapevo, 20 Pro Loco che hanno partecipato a questo lungo viaggio attraverso i nostri paesi per scoprire proprio la storia, la cultura, lo sport, l'enogastronomia dei nostri paesi. Arrivano in finale Gemona e San Vito, vinca la migliore e buona serata a tutti. Protagonisti saranno i piatti di Sapori Pro Loco, ma non può mancare la lingua friulana, perché abbiamo fatto tantissimi giochi, abbiamo messo alla prova le nostre Pro Loco e solo 2, quella di San Vito al Tagliamento e di Gemona, sono riuscite a dare il maggior numero di risposte esatte o di traduzione della lingua friulana, delle parole e dei proverbi. E questo dobbiamo dire grazie alla Società Filologica Friulana, che è qui, il direttore Feliciano Medeot. Buonasera. Buonasera a tutti, è un piacere per me essere qui a Usniot, che vende anche questa tradizione di queste finali di Lo Sapevo. Ringrazio Alexis, naturalmente, e ringrazio anche fin di subito tutti i nostri filologici che è andato nei manchi stan per rendere più vivarose e più presente la lingua furlana in Kisbilzuk. Come sono andate le Pro Loco quest'anno? Hanno imparato? Cioè, Lo Sapevo ha dato un po' di insegnamento, possiamo dire, Feliciano? Lo Sapevo, lei in qualche maniera un mood, sei per Pro Loco, ma anche di case, partirà fuori vocaboli e peraulis, e magari che così non tanto pratico. Hanno messo proprio, le abbiamo messe alla prova con il friulano, ma io volevo farvi vedere, chiedo alla regia se posso spostarmi, perché qui abbiamo i 2 premi, le 2 coppe per il primo e il secondo classificato. Siete pronti per questa sfida? Avete studiato tutto su Sapori Pro Loco, Patrizia? Sì? Sì, abbiamo studiato. Avete provato tutti i piatti? Prima le avete provate. Loro giocano un po' in casa, perché la Pro Loco di Gemona è presente qui con lo stand. Giusto. Quindi i vostri piatti non ci saranno naturalmente in gara. Beh, se ci sono in gara e toccano proprio a noi, siamo contenti, devo dire la verità. Però non è così, non è così. Tra l'altro, questa sera, perché il presidente Pezzarini l'ha richiesto, ci sono anche i vini. Quindi ci saranno 2 concorrenti che assaggeranno i vini presenti qui a Sapori Pro Loco, giusto presidente?
Perché c'è l'enoteca ben fornita. Sì, sono 4 vini, 2 bianchi e 2 rossi, vi do un indizio. E non dirlo, vabbè. No, insomma... È troppo buono il no, Presidente. 2 bianchi e 2 rossi, vini autoctoni, quindi 2 indizi ve li ho dati. E anche i piatti sono i piatti di Sapori Pro Loco, chiaramente Gemona esclusa perché non poteva partire eventualmente avvantaggiata. Ci sono 4 piatti. Allora, Feliciano si prepara con il primo proverbio in friulano che tra poco andremo a leggere. Volevo salutare perché ci hanno raggiunto anche 2 assessori, Erika Ostan, assessore all'innovazione e tecnologia di San Vito al Tagliamento, che poi ci raggiungerà, e Giovanni Venturini, assessore per il comune di Gemona del Friuli all'infrastruttura e arredo urbano. Insomma, poi saliranno anche loro per vivere ancora da vicino, ancora più da vicino questa sfida. Ma Feliciano, sei pronto con il primo proverbio? Perché poi chiameremo un ospite qui sopra sul palco. Però se proprio insistis. Partiamo con il primo proverbio, che a casa lo vedranno anche in grafica. Vi ricordo che leggeremo, che Feliciano leggerà il primo proverbio in friulano, e la prima proloco che risponderà, che è la proloco di Gemona del Friuli, perché ha ottenuto un maggior numero di punti in semifinale, avrà la possibilità di rispondere per prima. Quindi il proverbio in friulano letto da Feliciano Medeot, che poi la proloco di Gemona penserà e ci darà la risposta. Non vogliamo sapere la tradizione, ma la traduzione in friulano, ma che cosa si intende dire con questo proverbio. Feliciano Medeot, a te. E dure plui une cite rotte che no une gnove. Pensateci. Okay. Ci pensiamo. Ripeti. E dure plui. Une cite rotte che no une gnove. E io chiamo sul palco Piero Mauro Zanin, Presidente del Consiglio regionale. Un applauso. Perché sappiamo quanto ci tiene anche alla lingua friulana, e questo è un gioco che ha voluto valorizzare, grazie alla Società Filologica Friulana, il friulano. Non ti chiediamo la traduzione. Buonasera Presidente. Buonasera a tutti voi, ai telespettatori di Telefriuli, a tutte le prologo presenti, agli spettatori, ma a questo straordinario, a questo colpo d'occhio, tanta gente davanti a Villa Manin, è veramente... Presidente Pezzarini, dobbiamo dire che è insomma un successo che ha portato non solo il Proloco ma tanta gente qui a festeggiare in questa straordinaria villa di proprietà della Regione. E quindi insomma adesso proviamo a mettere alla prova il Presidente, e chiederei al Presidente Piero Mauro Zanin di leggere il proverbio prima di andare in pubblicità. E dure. Sì, e dure plui une cite rotte che non une gnove. Ecco, noi vogliamo sapere che cosa si intende dire con questo proverbio, che il Presidente sa? Io lo saprei anche, però non vorrei, perché insomma no. penso che anche quelli... No. Il Presidente poi tornerà qui e vediamo se anzi rimane qui con me, perché adesso andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco, lo sapevo, e sentiremo la risposta della proloco di Gemona. Tra poco, da Villa Manin. In diretta da Villa Manin, la finale di Lo Sapevo tra la proloco di Gemona del Friuli e San Vito al Tagliamento. Ci siamo lasciati con il Presidente Zanin con un proverbio in friulano, e questo era uno dei giochi che contraddistingue proprio la nostra trasmissione. La rileggiamo assieme al Presidente. E dure plui une cite rotte che une gnove. Allora, la proloco di Gemona ha avuto il tempo, la pubblicità, per pensarci. Erika, hai la possibilità tu quindi di rispondere. Allora, noi ci siamo consultati e abbiamo pensato che sia legato all'esperienza, e che quindi a volte una persona non vecchia, anziana, con una certa esperienza ha più valore rispetto a una persona nuova che magari dell'esperienza non ce l'ha. Nuova intendo giovane, cioè che dura più. Allora, chiederei al nostro giudice Feliciano Medeot, e poi chiedo anche al Presidente cosa ne pensa. Io direi di sì. Bene. Vai. Diciamo che il direttore è un po' di manica larga, perché sì, diciamo, il senso è quello, no? Però il discorso è che si impara più dai propri errori, no? Dagli errori si impara e si fa l'esperienza, infatti, rispetto
Con esperienza noi intendevamo Sì, l'errore o Comunque bravi, qualcosa che bravi, dai, 5 infatti. punti conquistati dalla Gemona, Pro Loco di 5. Gemona. Complimenti, complimenti a Gemona. Ecco, Telefriuli è molto vicino alla lingua friulana e attraverso questo quiz abbiamo voluto valorizzare il friulano, Presidente. Ma diciamo che io sono molto orgoglioso, cioè, di essere uno dei partner come Consiglio regionale proprio di questa emittente, perché rispetto anche, voglio dire, se pensiamo anche all'emittente nazionale, Telefriuli ha avuto il coraggio per esempio di fare una striscia di informazione in friulano, no? E quindi di fare il telegiornale in friulano, ha fatto questa iniziativa di Lo Sapevo, cioè crede molto nella lingua friulana come lingua veicolare, quindi come lingua di un utilizzo quotidiano, e quindi anche una lingua che necessita di essere modernizzata con nuovi termini, con nuove capacità. Perché è fondamentale? Perché guardate, il friulano, ma questo è diciamo così il leitmotiv che ci deve guidare, è la base fondamentale perché la nostra regione sia speciale. Cioè le lingue, noi siamo una regione che ha 4 lingue, l'italiano, il friulano, lo sloveno e il tedesco, e queste minoranze, sono tutte 4 minoranze linguistiche, consentono alla nostra regione rispetto al resto del paese di avere la specialità, cioè di avere la capacità di autogovernarsi e di gestire le risorse che vengono prodotte attraverso il lavoro in questa terra. Quindi è fondamentale la difesa del friulano. Oggi leggevo sulla stampa che l'80% delle famiglie sceglie il friulano nelle scuole primarie come lingua, come seconda o terza lingua. Qualcuno dice, ma è l'inglese, bisogna imparare anche l'inglese, però con l'inglese si va nel mondo, col friulano si va dentro noi stessi, si va nelle nostre radici, nella nostra identità profonda, e se noi ci conosciamo in maniera approfondita siamo anche più liberi e più coscienti, e quindi siamo cittadini che sanno chi sono e quindi possono andare dappertutto a testa alta a portare avanti i valori di questa straordinaria terra che è il Friuli. Grazie a Piero Mauro Zanin, Presidente del Consiglio regionale. Lo lasciamo assaporare i piatti di Sapori Pro Loco e noi continuiamo con il nostro gioco. Grazie. Io mi sposto perché vedete che sono arrivati i piatti e questo è un momento molto atteso dalle Pro Loco. Perché? Perché si mangia, no? E se beve, Feliciano ha voluto evidenziare, ma prima si mangia. Allora, il presidente Walter Pezzarini ha preparato 4 piatti, 4 diciamo scatole contenenti 4 piatti di Sapori Pro Loco. I nostri concorrenti, i nostri capitani, vedete, verranno bendati. E Patrizia è la prima ad essere bendata, che la Pro Loco in questo momento in svantaggio, ma prima chiedo a Walter Pezzarini, al Presidente, se sarà la numero 1 il primo assaggio. Ok, allora prepariamo. Patrizia, la preparo io. Questo è il bello della diretta. Facciamo un applauso a Patrizia che sarà la prima ad assaggiare il piatto. Vieni con me, piano piano piano, vieni qui, ferma lì, vedi qualcosa? Siamo sicuri? Vedi qualcosa? Sì o no? Per il microfono dov'è? Chi l'ha preso? Vieni qua a portare il microfono, subito, oh là, insomma hai 5 uomini, facciamoli lavorare, no? Allora, la numero 1, Patrizia. Facile. Ma sarà facile? Il facile a noi però. Allora, in questo caso lo faccio vedere alla telecamera, vediamo se riusciamo. Sì, ecco qua. Allora, in questo caso tengo io il microfono perché è un qualcosa che prenderai tu con la mano. Ecco. E lo assaggi. Ecco, questo è un momento di grande televisione, perché praticamente a casa diranno c'è bon, ce lo beise che ca. E questo è uno dei 55 piatti che trovate a Sapori Pro Loco. Patrizia che cosa deve fare oltre ad assaggiare? A dirmi che cos'è, ma qual è la Pro Loco che prepara questo piatto. Puoi assaggiare ancora se vuoi. No, basta. Gli uomini ti chiedono...
Crostino di coniglio. No. È un crostino di coniglio, è preparato dalla Proloco, delle 22 Proloco che sono qui a Sapori Proloco. No, non mi ricordo. Non so. Non lo sai? No. Proprio, allora, adesso ti togli la benda. Non era preparata su questo piatto, Patrizia. Non eri preparata. Allora, Lo dico io? lo dice lei, ma tu non sei in gara, perché era lei che doveva dare la risposta. Magari se poi sbaglio andava a me. Allora, quindi, Presidente, non è riuscita a dare la risposta. Vediamo nella busta Direi qual era il che è andata piatto. fuori strada, perché non si tratta di coniglio. Adesso apriamo la busta. È un crostino con mousse di salame al profumo di refosco. Mousse di salame. Preparato Dalla dalla... Proloco Villa Vicentina. Complimenti alla Proloco di Villa Vicentina che ha messo in difficoltà la Proloco di San Vito al Tagliamento. Quindi non siete riusciti a dare la prima risposta. Quindi adesso tocca ad Erika. Ansia. Perché ansia? No, boh, No. suggerite voi, Vai tranquilla. Facciamo un applauso anche ad Erika che proverà il secondo piatto. Scusa se ti ho preso i capelli. No, no, tranquillo. Vedi qualcosa? No. No. Niente. Allora, il piatto numero 2. Questo adesso sarà... Intanto, dobbiamo dire che questi piatti sono stati per la maggior parte scelti dal Presidente Walter Pezzarini. Probabilmente saranno i suoi piatti preferiti a questo punto. Quindi facili. Sì, sono anche i miei piatti preferiti, chiaramente, no? Ma sono dei piatti con un po' di difficoltà, perché se mettevamo il prosciutto di San Daniele, il fritto troppo di facile. Flaivano o altre cose, era troppo facile. No, no? ma Quindi- escludiamo altri Erika, prodotti. concentrati, che arrivo con la forchetta. Apri la bocca. A me sembra tipo, non so se farlo orzotto alla pescatora. Pescatora, si dice? Sì, però devi scegliere tra orzotto o che cosa c'è, devi scegliere la tipologia. Hai detto orzotto o farro tu? Assaggio Assaggia ancora. ancora, io già mettevo via il piatto invece no. Ok. No, no. Apri. Orzo Orzo, a pescatora. realizzato dalla Proloco di... Dovete Ville dirci- Warbe? No, scusa. Hai detto Ville Warbe? Dobbiamo tener conto Ville Warbe. E io ho detto questa. Anche i bambini tra il pubblico dicono sì. E i bambini non suggerite sbagliano. giusto però. Allora, Presidente Pezzarini. Ma diciamo che era Puoi sulla togliere la strada benda. giusta, solo che si è confusa fra farro e orzotto. Quindi è farro alla pescatora della Proloco di Ville Warbe. Per un pelo, però non possiamo darla buona perché dobbiamo No. essere precisi. Ma io l'ho quindi- detto. Però dopo hai detto orzotto, cioè dobbiamo essere precisi Eri qui. sulla strada giusta, hai scelto fra orzotto e farro, hai scelto orzotto. Se sceglievi farro E era il giudice posto. è il Presidente, Allora, è arrivato invece il momento nuovo di quest'anno, di questa edizione di Lo Sapevo, quello dedicato ai vini, l'assaggio dei vini. Quindi, Presidente, che cosa facciamo? Intanto che io bendo, predispone il vino? Sì. Patrick, per la Proloco di San Vito al tagliamento! Ci sono 4 bottiglie di vini autoctoni anonimizzate. 1, 2, 3 o 4? Qual-
Sì. 3. Sei bendato, non hai gli occhiali, quindi non dovresti vedere già senza, però... Presidente Pezzarini, prepara l'assaggio del numero 3. Puoi prendere il calice e assaggiare. Giustamente prima annusa e poi lo prova. Lui ha fatto prima un giro degli stand, non so se poi ha beccato l'enoteca anche. Vuole il microfono, giustamente. Buono. Friulano anche. Cioè, Che sono tutti vini produzione del autoctoni. Friuli. È bianco o rosso? Che chi è un neri, rosso. Perfetto, fino a qua ci siamo. Un rosso autoctono. È un indizio autoctono, quindi escludiamo quelli che non sono. E secondo me l'Eureposco è peduncolo rosso. Siamo completamente fuori strada. Era troppo buono, no? È troppo buono e... È un pignolo. È un pignolo. Un vino quasi sconosciuto ma che sta venendo fuori alla grande e che va bevuto invecchiato da almeno 3 anni. Patrick non ce l'ha fatta. Pensava lui di farcela. Marco invece sarà l'assaggiatore ufficiale della Proloco di Gemona. Vieni pure Marco, anzi non troppo vicino, decidi quale bottiglia, quale vino? La 1? La 1. La Allora 1. intanto il presidente prepara la 1 e io ti bendo. Attenzione. Questo è perché siamo in diretta, ragazzi, Quindi Marco, non vedi nulla? Non vedo. Non vedi? Tanto qui poi devi assaggiare e devi... Sei un intenditore, Marco, di vino? No, Pochino. E perché avete scelto Marco? Ci sembrava il più esperto tra tutti. Vi sembrava il più esperto. Allora, adesso arriva il calice. A lui subito lo assaggia, velocemente. Intanto ripeti perché non avevi il microfono? È un bianco. E fino a qua ci siamo. È un bianco. Anche lui aveva detto rosso. E poi Essere ribolla gialla. È un autoctono, non è ribolla gialla, è friulano. Bisogna organizzare corsi ragazzi, di degustazione di vino. Corsi di degustazione, sì, però lo Togli. togliamo, però lo vogliono a bere, bere, cioè puoi questo continuare a bere. è un elemento, comunque, anche se non sanno che vino è, lo bevono volentieri. Prego, Presidente, tenga il microfono. Allora, è andata così, il primo assaggio è andato così, non è andato benissimo però, ragazzi, cioè... A parte il farro. A parte il farro, però, vabbè. Siete comunque in vantaggio. Proloco di Gemona 5 punti, la Proloco di San Vito Tagliamento ancora 0, però abbiamo altri giochi, perché ci sarà il gioco in friulano, ci sarà un altro proverbio e altri assaggi. Quindi noi ci vediamo tra poco qui in diretta da Villa Malin con naturalmente le nostre Proloco che adesso si riprenderanno dopo questi assaggi iniziali. A tra poco, lo sapevo, la finale di Villa Malin. Eccoci qua, bentornati in diretta da Villa Manin, questa 19ª edizione di Sapori Proloco, la 6ª edizione di Lo Sapevo, la finale in questa splendida location. Dopo 2 anni ritorna qui Sapori Proloco, noi ritorniamo dopo 6 anni in realtà, perché la prima finale l'abbiamo fatta proprio nella prima edizione di Lo Sapevo. E per parlare delle realtà delle Proloco regionali e non solo, è presente qui a Sapori Proloco Antonino Laspina, presidente nazionale dell'UMPLI, Unione Nazionale Proloco d'Italia. Lo chiamo qui sul palco.
Buonasera, grazie per essere qui, anche Lo Sapevo. Noi in Friuli Venezia Giulia, attraverso questa trasmissione, valorizziamo le pro loco, le realtà del Friuli Venezia Giulia. Quanto sono importanti queste realtà che portano avanti le tradizioni, la cultura e poi naturalmente le peculiarità del territorio. Prego. Sì, ecco, intanto buonasera a tutti. Detto da me, il valore delle pro loco forse non ha lo stesso valore, ma basta qua fare un giro a Sapori pro loco in questa splendida villa che è Villa Manin, e diciamo che il tutto si compone da solo. Qui c'è tutta l'essenza di quello che fanno le pro loco, perché c'è la voglia di stare insieme, c'è la voglia di animare, c'è la voglia della cultura, della tradizione, c'è la voglia di fare socialità, c'è la voglia di fare veramente una vita comune, vita bella, e quello di regalare agli altri quel valore che è il valore del volontariato che i nostri volontari in tutta Italia riescono a dare ad ogni territorio. Quindi ecco, Villa Manin e Sapori pro loco, ecco, già dice tutto per regalare all'Italia qualcosa di stupendo. E noi la ringraziamo per essere qui, sarà presente anche domani all'inaugurazione ufficiale di Sapori pro loco, domani mattina qui sul palco di Villa Manin. E com'è questo Friuli Venezia Giulia, le pro loco della Friuli Venezia Giulia, lei che viene spesso qui da noi? Che dire, sicuramente il Friuli e le pro loco friulane sicuramente sono una straordinaria eccellenza. Poi abbiamo il presidente che tra l'altro stasera stiamo vedendo in veste oltre che di presidente regionale ma anche di presentatore, perché ormai si è dedicato, sta ampliando un po' i suoi hobby, e quindi presto lo vedremo direttamente in televisione a condurre, sarà il co-conduttore delle prossime trasmissioni, quindi ecco, mi fa molto piacere il suo comunque stare molto bene in questi studi televisivi. Quindi ecco, però oltre a fare il presentatore è un bravo presidente, e le pro loco friulane riescono veramente a essere un'eccellenza in Italia per quello che fanno, per quello che sanno dare, e devo dire che riescono veramente a ottimizzare i propri territori, le proprie comunità. Lo fanno attraverso le manifestazioni, lo fanno attraverso eventi culturali di grandissima importanza, come con la fruizione dei beni culturali, la valorizzazione del patrimonio culturale, lo fanno attraverso la valorizzazione anche delle nostre lingue locali. Prima il Presidente del Consiglio ci ha regalato un pizzico di quello che è il lavoro che facciamo anche noi attraverso i nostri importanti momenti a livello nazionale. Infatti appena sceso dal palco l'ho invitato a venire alla nostra manifestazione che è Salva la tua lingua locale, l'unico premio nazionale sui dialetti e le lingue locali, e anche su questo ecco il Friuli si è distinto, perché diciamo che in ogni edizione ha avuto un grande riscontro, segno di quella valorizzazione della propria identità locale che si vede quanto sia a cuore del popolo friulano, delle pro loco e di quello che chiaramente ci contraddistingue. Quindi ecco, questo è il mondo delle pro loco friulane. Grazie ad Antonino Laspina, presidente nazionale. Umpli, grazie, prego, si accomodi pure tra il pubblico. E mi sposto perché abbiamo parlato della lingua friulana. Perché a me dai le buste? No, le tieni tu le buste, perché è arrivato il momento del gioco in friulano. Guardate pure davanti voi. Perché la pro loco di Gemona è in vantaggio a 5 punti, la pro loco di San Vito del Tagliamento ha la possibilità di scegliere la busta 1 o 2, perché è arrivato il momento del gioco delle 10 parole in friulano che dovranno tradurre. Quale scegli, Patrizia? La busta 1. La busta 1. Feliciano? Apro io? Allora, sapete che in una busta c'è dall'italiano al friulano, sono le parole dall'italiano al friulano, nell'altra c'è dal friulano all'italiano. Tu quale vorresti aver scelto? Dal friulano all'italiano o dall'italiano al friulano? Dall'italiano al friulano.
E invece no, cara, hai scelto dal friulano all'italiano. Feliciano sarà anche il mio aiuto al minutaggio, perché abbiamo un minuto di tempo. Partiamo col minuto. Biel, la prima parola. Bello. Brut. Brutto. Braf. Bravo. Birbant. Discolo, birbante. Birichino. Brauros. Brauros. Bramoso. No. Biel. Bello. Brut. Brutto. Braf. Bravo. Birbant. Discolo, birbante. Brauros. Voglioso. No, biel. Bello. Brutto. Braf. Bravo. Birbant. Discolo. Brauros. Che si dà arie. No, biel. Bello. Brutto. Braf. Bravo. Birbant. Birbante. Brauros. Vanitoso. Bramos. Bramoso. Basoal. Stolto. Basot. E il tempo scaduto. Tempo scaduto, facciamo un applauso perché comunque 7 parole su 10. Leggo anche le altre 3. Basot era mediocre. Biadin sempliciotto ingenuo. e Bevuchat. Che qualcuno può restare così a Villa Manin. Brillo. 7 parole su 10, quindi 7 punti conquistati da San Vito al Tagliamento. Erika, tocca a te, quindi con la busta numero 2. Anche tu. Un minuto di tempo che Feliciano conterà. Dall'italiano al friulano. Figlio. Figlioccio. Fioc. Padrino. Santul. Madrina. Santule. Cugino. Cousin. Zio. Barbe. Figliastro. Fiastri. Patrigno. Padrastri. Padreu. Figlio. Figlioccio. Fioc. Padrino. Santul. Madrina. Santule. Cugino. Cousin. Zio. Barbe. Figliastro. Fiastri. Patrigno. Padrastri. Figlio. Figlioccio. Fiastri. No, figlioccio. No, Tempo scaduto. Vonde. Allora, non hanno dato la risposta esatta sul patrigno. Sì, signore. Che si dice? Allora, si dice o padreu o parriastri. Parilastri. E quindi, andando a ricapitolare, rimangono in vantaggio i ragazzi della Proloco di Gemona per un totale di 12 punti, 7 punti invece la Proloco di San Vito al Tagliamento. Quindi la Proloco di San Vito è sempre in svantaggio. Ma Patrizia, è arrivato il momento del secondo assaggio, perché qua non ci fermiamo, non ci fermiamo. Fate un applauso a Patrizia che prima ha assaggiato, ma non era soddisfatta come tipo di piatto. Chissà adesso se... Adesso, vedi? Vedi qualcosa? No, boh. Allora, il piatto numero 3, scelto, chissà se è il mio, perché ne ho scelto solo uno, Gli altri li ha scelti il presidente e questo non l'ho scelto io. Te lo dico già. Quindi, presidente, questo è il piatto preferito del presidente Pezzarini. Non ti do altri indizi, ma lo faccio vedere al pubblico. Allora, qui adesso devo stare un po' attenta, Patrizia, avvicinati un po', ok? Mi avvicino io piano piano. Ha un buon profumo, ti faccio sentire anche il profumo. Lo senti? Come no? Sì. Apri la bocca. Beh, io sento il profumo, come no?
Buonissimo. Allora, aspetta, ti do un altro pezzo, perché cosa c'è che non ti quadra? No, ci sono due cose. Ci sono due cose, ma è un piatto unico, perché come sai può esserci anche eventualmente un contorno in un piatto. Che dici? Sì o no? Riproviamo? Se vuoi ti faccio provare separati? No, Ma basta. devo dire due cose? È un piatto unico questo. Allora, è carne e polenta. Polenta. La carne Ci siamo. Che tipo di carne? Che tipo di carne? Ecco, ti chiede... tipo un goulash. Una carne bollita, sì, un goulash. Non è goulash? Non è Non è... goulash. Allora basta, devo dire ancora. Allora, togliti, Devo la, dire- togliti la benda, così questo era il piatto. Ah, No, La non so. polenta l'ho indovinata. La polenta l'ho indovinata, però, sai, per essere corretti devi dirmi il piatto e da quale proloco viene Vediamo preparata. se sai almeno la proloco. Che La proloco? proloco? No. No, perché povera, non ha mangiato lei, no? Non ha provato i piatti di sapore proloco, quindi non può saperlo. È spezzatino di cervo con polenta della Prolocco Pozzo d'Alagno di Pozzo di Codroipo. Spezzatino di cervo. Buonissimo, secondo me, perché ho sentito il profumo. Ottimo. Quindi facciamo anche un po' di pubblicità per i piatti di sapori Prolocco. Erika, tocca a te, alzati pure. Pronti? Mettiti più là. Allora, questo è, adesso lo posso dire, l'ultimo piatto è quello che ho scelto io. Quindi è facile. Non lo so. Questo l'ho scelto io e poi Di che colore è? non ha colore. In che senso? No, ma no, dai, su, stai, aspetta, vengo di qua. Tu non ti preoccupare, tu assaggia, non pensare ai colori. Ah, io mi preoccupo per indovinare. No, adesso... Presidente, è vero che questo l'ho scelto io? Sì, l'ha scelto l'Alexis. Dovrebbe essere anche abbastanza Dovrebbe facile. essere il più facile Più questo. facile, più facile. Eccolo, loro lo vedono. Allora, Bisogna indovinare il tipo di piatto e la Proloco che lo propone. Erika, apri. Non si Bambini, suggerisce. non venite qui a suggerire. Vuoi assaggiare ancora un po'? È una torta, Sì. quindi sì, un dolce. È abbastanza spumoso, cioè una torta soffice. E quindi? C'è una crema sopra. Sì, vai avanti ancora. Con... Sì, ma assaggialo ancora un pezzo. Sì. Perché devi dirci anche qual è la Proloco che lo prepara. E anche il tipo di crema. È E quella anche il che tipo fa di la crema, differenza. perché insomma... Sì. Può essere che sia una torta a base... Oddio, squadra, scusatemi. Non hanno assaggiato, non di- possono suggerirti. Tipo di castagne Brava. e di ricotta di brava, capra. brava. Solo castagne. La La Proloco. Su Fumbergo. Brava, brava. La Proloco di Valle di Sofumbergo, la torta paradiso, le castagne, che a me Le piace castagne tantissimo. Di Valle di Sofumbergo. Buona, è buona. Quindi la diamo per buona, Presidente? Direi di sì, direi di sì. 5 punti alla Proloco di Gemona. E questi erano i piatti. Questi erano i piatti. Vogliamo dire qualcosa in riferimento a questi 4 piatti o ricordare che insomma sono tanti i piatti qui I piatti a Sapori sono Proloco. 55, è stato difficile sceglierne solo 4. Abbiamo scelto un primo, un secondo, un dolce e un crostino per fare una differenza e uno per Proloco, quindi 4 Proloco, escludendo a priori Gemona. Ecco. San Vito non era presente, quindi non aveva questo problema. E abbiamo escluso, come dicevo prima, anche il frico perché era facilissimo da indovinare, si andava subito a Flaibano o altre 2 Proloco che hanno il frico. Allora, come siamo con il punteggio? Sempre in vantaggio a questo punto la Proloco di Gemona. A quanto?
con la conquista dei 5 punti. Allora, aussi 17 per le mone a 7 per San Vito. Quindi 10 punti, dai, solo 10 punti di distacco. Considerate che c'è ancora un proverbio, ci sono altre parole friulano e c'è l'assaggio del vino che faremo tra poco dopo la pubblicità. Lo sapevo, la finale con i bambini che devono fare l'applauso, Ci vediamo tra poco da Villa Manin. Bentornati in diretta da Villa Manin, la finale di Lo Sapevo con le Proloco di Gemona del Friuli e San Vito al Tagliamento. È arrivato il momento dell'assaggio dei vini scelti dal presidente Pezzarini, dobbiamo dirlo, questa volta non li ho scelti io i vini, e Patrick per la Proloco di San Vito è già pronto all'assaggio, quindi puoi scegliere la bottiglia numero 2, il vino numero 2 o il vino numero 4. Patrick. Dove sei? No, io sono qua. 4. Allora, adesso il presidente preparerà il bicchiere, il calice, noi già vediamo il colore, tu dovrai identificare la tipologia di vino. Vai Patrick. Buono. Allora, Puoi assaggiare sono tutti buoni per te però. Che sicuramente è un neri, Ross. Fino a qua ci siamo. Autoctono l'ho detto prima. Quello di prima era Pignolo, quindi se lo diamo quello. Prima di finirlo, dacci la risposta. Refosco. Refosco. Fuori strada. Fuori strada. Cos'è? Uno È uno schioppettino di Prepotto. Buono? Non poteva essere che così. Marco, arrivi tu per la Proloco di Gemona e quindi tu assaggerai per forza il 2 a questo punto. Coi vini però non ci siamo, Presidente, come mai? Davvero dobbiamo fare dei corsi alle Proloco? Vieni Marco qui davanti. Vieni. No. A mano, questo è il calice. Marco, prova a dirci. Beh, allora, è bianco sicuramente. Fino a qua ci siamo. Tanto bevono volentieri, Tutti i vini friulani, tutti i vini dell'Enoteca, tutti i vini ottimi. Può essere un Pinot? Ho detto autoctono, non poteva essere Pinot? Come no? Come no? Perché no? Ecco. Perché il Pinot non è un vino autoctono, quindi sei fuori strada. Non sono preparati, Presidente, sui vini. Bisogna Cosa fare dobbiamo dei fare? corsi di enologia. Però non andare via col vino e con la benda adesso, Fermo qua. La risposta è, Presidente? È un Malvasia. Malvasia. Era È un buono Malvasia. comunque. E tanto va via con il bicchiere, Presidente, dobbiamo fare dei corsi alle Proloco. Dobbiamo organizzare dei corsi di degustazione in qualche cantina. Dove questi- sarà l'Alexia a presentare. Però li bevono, dai, questi sono i vini che trovate all'Enoteca di Sapori Potete Proloco. poi andare all'Enoteca, trovate tutti e 4 questi vini. Allora, quindi i piatti e i vini li abbiamo assaggiati, le nostre Proloco le hanno assaggiate. Adesso è arrivato il momento, un altro momento in friulano. Proverbi. Proverbi. Quindi, la Proloco di San Vito Tagliamento, che è in svantaggio, ascolterà Feliciano Medeot, che vi legge il secondo proverbio di questa sera, e subito dopo ci darete la risposta. Vi consulterete durante la pubblicità, chiedo alla regia se posso andare un po' in anticipo in pubblicità. Manderemo anche un altro quiz, eventualmente quello legato al personaggio, per creare la suspense durante la pubblicità. Mandiamo il proverbio. Ance il sorelli al batte spocis e non si sporce. Rileggilo con più calma. Ance il sorelli
al batte spocis e non si sporce. Questo è il proverbio. Il secondo proverbio, la proloco di San Vito al Tagliamento, si consulta durante la pubblicità perché diamo più tempo alla proloco. O sapete già darci la risposta? No, ci consultiamo. Vi consultate durante la pubblicità e vi ricordo che poi arriverà un ospite a sorpresa che è legato ad un personaggio. Il quiz è legato al personaggio che lanciamo ogni volta a Lo Sapevo. Quindi lo lancio subito, così poi le proloco hanno tempo di pensarci. Il personaggio della finale di Lo Sapevo è una giovane regina, mi metto qua davanti così mi vedete, ma non ha un regno, studentessa di economia, è di Udine e insegna ginnastica artistica. Pensateci, dopo la pubblicità, risposta al proverbio, risposta al personaggio che arriverà qui sul palco di Villa Manin. Tra poco Lo Sapevo. Eccoci qua, bentornati in diretta da Villa Manin, questa finale di Lo Sapevo con protagoniste le proloco di Gemona del Friuli, San Vito al Tagliamento. Ci siamo lasciati con un proverbio per la proloco di San Vito al Tagliamento. Vi siete consultati, ma prima andiamo a rileggerlo con Feliciano e così diamo anche un aggiornamento punteggio. Ance sorelli al batte spocis e non si sporce. Vogliamo sapere che cosa si intende dire con questo proverbio. Ricordiamo che in vantaggio la proloco di Gemona con 17 punti, San Vito al Tagliamento a 7. Allora, secondo noi, se sei una persona pulita, rimani una persona pulita e onesta in qualsiasi situazione, anche in una brutta situazione o in situazioni difficili. Se sei una persona pulita, onesta, lo rimani sempre, corretta, lo rimani sempre. Guine. 5 punti conquistati da San Vito al Tagliamento. E quindi diamo anche la traduzione. Anche il sole. Le traduzioni letterarie Esatto. Diresti anche il sole batte sulle pozzanghere e non si sporca. Parafrasando, insomma, che dite giustamente è omnia munda mundis, venga stai che praticamente anche cui che fa di robe per ben se ha le coscienze queste alle ius che fasedi. Così, 5 punti per San Vito, quindi l'aggiornamento è 12 punti per San Vito al Tagliamento, 17 per Gemona del Friuli. Ma avevamo lanciato il personaggio a Telefriuli in queste puntate, abbiamo pensato di lanciare anche un quiz dedicato ai personaggi legati al Friuli Venezia Giulia in qualche modo. E questa sera pensavamo di ospitarlo anche qui in studio, il personaggio in studio, sul palco di Sapori Proloco. E allora a questo punto ripeto la domanda legata al personaggio e la proloco di San Vito, che è in svantaggio, può darci la risposta. Vi do anche 4 possibilità però, proprio come in studio. È una giovane regina, quindi io chiedo a questa giovane regina di prepararsi per raggiungermi sul palco, ma non ha un regno. Studentessa di economia, è di Udine e insegna ginnastica artistica. Può essere Elisa Toffoli? Può essere Elisa Baciocchi? Può essere Elisa Molettieri? Può essere Elisa Salvi? 1, 2, 3 o 4? Proloco, Patrizia, proloco di San Vito al Tagliamento. Elisa Toffoli, Elisa Baciocchi, Elisa Molettieri, Elisa Salvi. Se non dai la risposta esatta tu, diamo a Gemona. No. Rispondere subito? Che numero? La 1, la 2, la 3, la 4? Patrizia, il tempo è scaduto? La 2. Elisa Baciocchi, nobildonna, non è Elisa Baciocchi. No.
La Proloco di Gemona ha ancora la possibilità di rispondere a 5 punti in palio. Può essere Elisa Toffoli? Può essere Elisa Molettieri? O Elisa Salvi? Una cantante, una miss e una giornalista. Proviamo Molettieri. Quindi la numero 3? Sì, o 3 o 4. Hai detto Molettieri. Ho detto Elisa la 3. Molettieri è una giovane regina che non ha un regno, studentessa di economia, è di Udine e insegna ginnastica artistica ed è qui. È Miss Friuli Venezia Giulia 2021. Dovrebbe esserci, mi dicono. Eccola qua. Ed è lei, vieni Elisa. È qui perché domani, proprio su questo palco condotto da Michele Cupitò in diretta su Telefriuli, dalle 20:30 ci sarà Miss Sapori Proloco. E lei, fate un applauso ad Elisa Molettieri, Miss Friuli Venezia Giulia 2021, ma anche Miss Telefriuli, perché la prima fascia che hai conquistato è quella. Elisa, il quiz per loro è stato difficile, ma insomma adesso ti vedranno e non ti dimenticheranno. Com'è andata questa esperienza? Beh, bellissima ovviamente, una grandissima emozione, quindi assolutamente da rifare se si potrebbe, però ormai il titolo è quello e l'ho vinto e basta. Domani c'è Miss Sapori Proloco e ci sarai anche tu tra gli ospiti della serata condotta da Michele Cupitò, sfileranno. Vuoi dire qualcosa alle concorrenti che parteciperanno domani, visto che tu hai un'esperienza passata? Sì. E magari le puoi dare qualche consiglio? Certo. Beh, semplicemente di essere loro stesse, comunque di divertirsi e di viverla come un'esperienza che può solo che portare delle cose belle, quindi con la massima tranquillità. Ecco. Studi economia, ma sogni? In futuro di fare che cosa? Boh, non si dice, un sogno nel cassetto, dai, lasciamolo. Nel mondo dello spettacolo oppure... Ma in realtà no, cioè comunque mi piacerebbe, però non è quello che ho pensato fin quando ero piccola, quindi sì. Allora facciamo un applauso a Elisa Molettieri che adesso andrà a gustarsi tutti i piatti di Sapore Proloco, o li hai già provati? Non ancora? Non ancora. Quindi adesso vai prima dalla Proloco non so dirti, provale un po' tutte e poi mi dirai, perché qua davvero c'è l'imbarazzo della scelta, 55 piatti. Grazie Elisa, grazie per essere stata in nostra compagnia e vi ricordo l'appuntamento domani sera dalle 20:30 in diretta proprio da Villa Manin per la Miss Sapori Proloco. E questa è un'altra novità, Presidente, vero? Sì, domani sera c'è la selezione per Miss Italia con le elezioni di Miss Sapori Proloco proprio da questo palco alle 8:30 con un'altra diretta di Telefriuli, quindi continua l'accordo fra le Proloco e Telefriuli con queste dirette, quindi un'altra serata molto bella, molto straordinaria, sarà pieno di gente anche domani sera, vi aspettiamo di nuovo qui sul parco di Villa Manin. Bene, siamo arrivati al momento del friulano, ragazzi. Intanto volevo capire com'è la situazione punteggi, Allora, perché devo dire grazie a Feliciano Medeot e a Walter Pezzarini questa sera, che hanno questo doppio ruolo anche da giudici nella finale, ma loro ogni anno lo fanno, quindi siete ormai espertissimi. Quindi vi ringrazio e faccio un applauso a Walter Pezzarini e a Feliciano Medeot, ma anche agli altri componenti della Società Filologica Friulana, Serena Fogolini, Claudio Romanzin e Enrico Radivo, che sono stati con me in tutte queste puntate di Lo Sapevo. Com'è la situation? Allora, il giudice in versione pallottoliere dice che Glemone vince 7 points e Sanvit alla Dome Dodis. Questa è la situazione, perché anche il personaggio aveva 10 punti in palio come risposta. Allora, è arrivato il gioco in friulano. Quindi, la Patrizia, 4. scegli la 4. Allora, anche qui ti chiedo, che cosa vorresti? Dall'italiano al friulano? Dal friulano all'italiano. Niente da fare. Dall'italiano al friulano anche questa volta, la busta 4, e partiamo col minuto
Un minuto di tempo, io dirò la prima parola in italiano, se sbagli si riparte da capo perché naturalmente conta il minuto di tempo e la parola esatta. Partiamo con la prima parola che è amore. Amor. Idillio. 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 Idillio, idillio. Idilli. Matrimonio. Matrimoni. Anello. Anel. Sposa. Nuice. Testimone di nozze. Copari. Promessa. Promesse. Altare maggiore. Altar maggior. Maior. Chirichetto. Zago. Zaghetto. Mancia. Elemosi. Ah no. Mancia. Pae. Amore. Amor. Idillio. Idilli. Matrimonio. Matrimoni. Anello. Anel. Sposa. Nuice. Testimone di nozze. Compari. Promessa. Promesse. Altare maggiore. Altar maior. Chirichetto. Zago. Mancia. Mance. Tempo è scaduto. Finito il tempo. Nuf. 9 su 10 e mancia come si dice in friulano? Si dice buineman. 9 parole su 10, 9 punti conquistati dalla Proloco di San Vito al Tagliamento. Feliciano, l'altra busta, la numero 3, che fine ha fatto? La troveremo. Pronti? Fantastico. E quindi Erika, tocca a te. Pronta? Anche il cronometro è pronto. Dal friulano all'italiano. Muart. Morto. Funeral. Funerale. Casse. Cassa. Da morto. Muart. Morte. Funeral. Funerale. Casse. Bara. Corone. Corona. Incense. Incenso. Turibul. Turibolo. Corot. Dolore. No. No. Muart. Ah, morte. Funeral. Morto. Funerale. Casse. Bara. Corone. Corona. Incense. Incenso. Turibul. Turibolo. Corot. Condoglianza. Muart. Morto. Funeral. Funerale. Casse. Cassa. Bara. Corone. Corona. Incense. Incenso. Turibul. Turibolo. Corot. Corrotto. No. Bonde. Tempo scaduto. Corotte. Lutto. Ah. Non Poi lo c'era sapevo. vaiude, pianto, eret, erede, aves, averi. Quindi 6 punti, quindi 6 parole su 10, 6 punti per la Proloco di Gemona del Friuli. Quindi Feliciano, dimmi com'è la situation. Se non falli, 33 per Glemone e vince un per San Vito al Tagliamento. Quindi mantiene il vantaggio Gemona del Friuli. Complimenti ragazzi. Bene. Ma abbiamo ancora il gioco dell'avversario. Avete studiato tutto su Gemona del Friuli, ragazzi di San Vito? Sì. Erika e ragazzi di Gemona su San Vito al Tagliamento? Sì. Tanto. Tra poco vi metteremo alla prova, ma prima vedete qui alle mie spalle l'ha portato Feliciano Medeotte perché c'è un appuntamento importante della Società Filologica Friulana proprio in questi giorni. Feliciano. Sì, perché fino a domani si svolge in tutto il Friuli la settimana delle culture friulane, un'iniziativa manea della Società Filologica Friulana. Sono passati 192 eventi a Torpa tutto il Friuli, 6 in presenza, ma anche online dal sito della manifestazione www.settimane.it.
questo è il catalogo, naturalmente, che è già presente in tutte le iniziative, e poi svedi sia online che anche in presenza un evento di Robis. Domani, per esempio, osserveremo la settimana delle culture furlane a Ciassà con la Friday Vierte, che è una manifestazione le nostre tradizionali feste di primavera, di viarte, di filologiche, e dopo varino un appuntamento proprio chi ha Sapori Pro Loco, ma di chi magari fa venire dopo. Bene, e invece parliamo delle nostre Pro Loco qui a Villa Manin, ma in finale di Sapori Pro Loco, San Vito al Tagliamento con Fabio Di Bernardo, che è regia Tavagnacco, che ringrazio, che ci proporrà le immagini delle iniziative della Pro Loco di San Vito al Tagliamento, con un nuovo presidente, Patrizia, che vuoi presentare, che ci racconterà le iniziative. Quindi se si può alzare in piedi il presidente con il microfono. Adriano Vallario è il nostro nuovo presidente. Buonasera, grazie. Raccontaci un po' quelle che sono le vostre iniziative, perché ne state preparando alcune. Quella più importante è Piazza in Fiore, è un evento attesissimo, sono 2 anni di pausa per pandemia naturalmente, e ripartiamo sugli stessi passi, qualcuno l'abbiamo dimenticato ma cercheremo di fare il meglio. È un evento di grande socialità in una piazza bellissima contornata da palazzi che tutti conoscete, e direi che è un attrattore storico del Sanvitese, è un contenitore di tanti eventi e tante iniziative, di tante associazioni. Grazie a tutti quelli che collaborano riusciamo a realizzarlo, essenzialmente da piccole cose, e poi si realizzano grandi cose come in ogni occasione, come in ogni evento delle nostre Pro Loco. Ci sarà l'enogastronomia naturalmente, ma soprattutto i fiori, che sono l'elemento di Piazza in Fiore, uno sguardo anche a quello che è la pace come elemento che in questo momento e abbiamo qualche difficoltà, insomma sì, quello che sappiamo benissimo. E cosa dire, grazie a tutti, perdonatemi questo mio passaggio così, qualche difficoltà della prima volta, ma riusciremo Neo presidente, insomma, è la sua prima intervista da presidente. Vi state preparando per la manifestazione Piazza in Fiore, la più importante direi di San Vito. Abbiamo alle spalle una buona esperienza, siamo più o meno la stessa squadra, qualche ingresso nuovo, qualcuno che ci affianca comunque senza essere in consiglio, ma ripeto, sì, naturalmente c'è Patrizia che è stata la nostra storica presidente per 8 anni, credo che sia un periodo lunghissimo che nessun altro è riuscito a fare così tanto a lungo. Già si è tagliato fuori. Grazie alla Pro Loco di San Vito al Tagliamento con neopresidente per la Pro Loco di Gemona. Parla sempre Erika. Parlo sempre io. Anche se il presidente penso che sia allo stand, vero? Che sta lavorando, quindi saluto il presidente. Sicuramente adesso è occupato a dare una mano allo stand. Anche qui le vostre iniziative, che sono parecchie. Sì, noi state preparando. Diciamo che la principale, che adesso durante il periodo estivo potremmo finalmente, dopo un periodo di quasi pausa, perché in realtà anche se c'è stato il Covid comunque abbiamo collaborato internamente per almeno poterla in parte realizzare, ovvero Tempus Est Iucundum, che si tiene in agosto, dal 4 all'8 agosto, e finalmente quest'anno, proprio in occasione del trentennale, finalmente ricercheremo di ricostruire le serate come tutti ci ricordavamo di Tempus, con queste 5 serate in cui appunto ci sarà la proclamazione della dama, vari giochi e ovviamente, come tutti si ricordano, anche tu, l'incendio del campanile. Bello. Poi altri eventi. Sicuramente ricordiamo anche verso la fine dell'anno, verso novembre, la festa del formaggio che si tiene il primo weekend di novembre circa, in cui diciamo la principale attrazione è proprio il formaggio, ed è un'attività entrambe che comunque coinvolgono tutta Gemona, tutte le vie storiche e anche le piazze principali, che magari durante l'anno non sono molto popolate, però è proprio l'occasione per ritrovare tutti i gemonesi e non solo, insomma,
a bere qualcosina e mangiare. A stare insieme. A stare insieme. Io ringrazio anche la Proloco di Gemona, ringrazio la regia che è qui a Villa Manin, Francesco Snidero, Gian Domenico Ricci, Paolo Bassi, ed è arrivato anche Simone Caramaschi. Grazie per essere sempre così vicini a me in queste trasmissioni. Insomma, è una squadra fortissima come quella composta anche dal presidente Pezzarini e da Feliciano Medeotte, che ha preparato le 2 domande dell'avversario, ovvero noi porremo una domanda a San Vito al Tagliamento sulle peculiarità, sulla storia di Gemona del Friuli, e lo stesso faremo ai ragazzi di Gemona. In questo momento San Vito al Tagliamento è in svantaggio, non diamo il punteggio perché dopo la pubblicità vedremo chi ha vinto e quindi saliranno anche 2 assessori. La domanda per San Vito al Tagliamento su Gemona, te la ricordi? No. Eccola qua. Ricordi la risposta bene stessa? No, la risposta la devono dare i ragazzi. Noi l'accettiamo. La Patrizia. Domanda per San Vito al Tagliamento. Orivi, figli Orivi, Quale grande intellettuale friulano nacque a Gemona nel 1902? Quale grande intellettuale friulano nacque a Gemona nel 1902? Anche la Proloco di Gemona in questo momento è in difficoltà. Ci stiamo Vogliamo dare consultando. un aiutino alla Proloco di San Vito, visto che anche la Proloco... Vedo che sono simpatici dai un aiutorio, un evore importante. All'era un predi? Vi ha aiutato questo suggerimento? Sì, almeno ha aiutato la Proloco di Gemona. Però a rispondere deve essere Patrizia della Proloco di San Vito del Tagliamento. Provate. Don Bellina. No, ho sbagliato, anzi perché era nasciuto a Bencion, non era di Glemone. Invece, Donge, sì, invece che di Glemone sapevi a cui? Marchetto. Pre Joseph Marchet, pre Beppo, che è stato un grande delle letterature e delle culture furlane, autore di lineamenti di grammatica friulana, è stato direttore di diverse riviste, La Patria del Friuli, stesse sollenapide filologiche, ha fatto studi sulle sculture in legno dal Friuli, dunque una persona importante, non solo dal punto di vista intellettuale, ma anche per le lingue e le culture furlane. Ma per Glemone, che chi sta e penge? Allora, chi sta a son cent'anni de morte di Pieri Paoli Pasolini. Allora, la domanda è chiesta: è un romanzo di Pierpaolo Pasolini che è ambientato in una frazione di San Vito al Tagliamento? Che cosa vuoi sapere tu? Se si chiama questo romanzo? Voi lo sapete? Mi consulto. Allora, la Proloco di San Vito al Tagliamento lo sa e questo mi consola. Grazie, sono tutti felici, ma hai capito? Avete ancora poco tempo per consultarvi. Erika? Passo. Il non titolo? è il titolo però... Non vuoi nemmeno provarci. C'è un aiuto? All'aiuto? Sì. Che sta sicuro. Il romanzo è ambientato a Ligugnana di San Vito al Tagliamento. Prova a dare la risposta, Erika. Chiedo a San Vito. No, passo. Troppo difficile questa. San Vito. No, era difficile, dai. Il sogno di una cosa. Esatto. Hanno studiato poco sull'avversario, o erano difficili? Al manco le sapevi in uno dei stessi paesi, che non è poche.
Ci sono gli assessori che sorridono, ma insomma non so se sono così soddisfatti, Vediamo. E saprei Loro contarsele? sì, del loro territorio, ma questo è un gioco e dovevano studiare e sapere tutto sull'avversario in realtà. Ma facciamo così, andiamo in pubblicità ed è l'ultima pubblicità perché poi ci sarà la proclamazione del vincitore di questa sesta edizione di Lo Sapevo e ci raggiungono sul palco gli assessori Erika Osta di San Vito del Tagliamento e Giovanni Venturini per Gemona del Friuli. A tra poco, Lo Sapevo, in diretta da Villa Manin. Eccoci, bentornati in diretta da Villa Manin, la finale di Lo Sapevo tra Gemona del Friuli e San Vito del Tagliamento. Ci ha raggiunto l'assessore di San Vito al Tagliamento, Erika Ostan, che ha seguito tutta la gara. Cosa ne pensa della sua proloco? Allora, io mi offro la prossima volta di fare gli assaggi, volentieri. Quindi, no, sono bravi, quindi so che se non hanno proprio studiato tutta la storia di Gemona è anche perché, come loro non hanno studiato quella di San Vito, è perché sono presissimi da tutte le attività che finalmente stanno ricominciando. Quindi, prima il presidente dell'emozione forse non ha detto le date, la Piazza in Fiere comincerà il 27 di maggio e durerà fino alla prima settimana di giugno, quindi sono belli, sembrano rilassati ma non lo sono affatto perché stanno lavorando parecchio. E su Pasolini, insomma, meno male che era giusta perché c'è il centenario appunto e stiamo organizzando un sacco di iniziative a tema pasoliniano e quindi non potevano sbagliarla i miei, diciamo, i sanvitesi. Giovanni Venturini, assessore per il comune di Gemona del Friuli, lei come ha vissuto questa gara? Ma visto il punteggio molto bene. Cioè, proprio così. No, dopodiché sì, giustamente siamo un po' carenti sugli assaggi, ma dovremmo fare un po' più di esperienza e lì posso aiutarli sicuramente. Dopodiché no, è un grande onore anche essere qui, un ringraziamento appunto ai ragazzi che a pranzo erano dietro i chioschi a lavorare e stasera sono qua a meritarsi veramente un bel punteggio, una grande esperienza e un ringraziamento da parte nostra e da parte di tutta la cittadina anche a loro. E io ringrazio tutte le 22 prologo che hanno partecipato, le 20 prologo che hanno partecipato, Lo Sapevo, sono 22 invece quelle presenti a Sapori Prologo, giusto Presidente? Quindi partiamo con la premiazione della seconda classifica, della sesta edizione di Lo Sapevo, con un totale di 21 punti e la proloco di San Vito del Tagliamento capitanata da Patrizia. Questa è la coppa del secondo posto che terrete in sede come un ricordo di questa esperienza. Patrizia. Grazie a voi. È stata una bella esperienza, ci siamo divertiti e penso di parlare a nome di tutta la squadra. Siamo venuti per giocare, per divertirci e il risultato, per mangiare. E il risultato, siamo contenti. Grazie di averci invitato. Grazie a voi. Quindi a vincere la sesta edizione di Lo Sapevo è la prologo di Gemona del Friuli, Erika. Questa è la vostra coppa che potete portare già nel vostro stand qui a Sapori Proloco. Insomma, non ci credevate perché qui a Lo Sapevo voi uscivate quasi subito, vero? Sì, nelle vecchie edizioni. Non riuscivamo mai ad arrivare in semifinale, quindi quando siamo arrivati in semifinale abbiamo detto ma non è che magari poi vinciamo veramente? E alla fine... No, comunque grazie a voi che ci avete ospitato, grazie alla mia squadra, ma in realtà a tutti i partecipanti, anche coloro che sono nascosti dietro le quinte a lavorare, perché è bello avere una squadra così forte. E siete fortissimi, grazie alla prologo di Gemona del Friuli, prego. Avevo portato un piccolo pensierino Sì. per il mio collega di Gemona, visto che abbiamo appena pubblicato un libro sul tagliamento fotografico fatto da un nostro concittadino Giampiero Deotto. Il tagliamento fa parte della nostra storia e anche di quella di Gemona e quindi ci tenevo a regalarlo.
Grazie. Allora, io non ho presente, però l'invito all'inaugurazione del Tempus al primo weekend di agosto, Volentieri. per cui sarete i nostri ospiti. Grazie mille. Potete andare anche allo stand a provare i piatti di Gemona, eh? Adesso siamo qui per quello. E questo è un piccolo pensiero per te, Alexis. Grazie. È una pubblicazione su San Vito e probabilmente c'è scritto anche qualcosa su Pasolini. Molto bene, grazie mille, davvero. Grazie a Feliciano e al presidente Pezzarini per essere stati con noi questa sera, per averci dato una grande mano per questa diretta. Ringrazio tutta la mia squadra e ringrazio tutte le Proloco davvero. Insomma, ci vediamo il prossimo anno, presidente. Squadra che vince non si cambia e quindi bisogna ripartire a settembre-ottobre in autunno con una nuova serie di puntate di Lo Sapevo. Grazie Sempre a Telefriuli, con sempre con Telefriuli, sempre con Alexis. Un grande applauso ad Alexis, direi di farglielo. Grazie a voi. E sempre con la Grazie filologica, grazie. Grazie davvero a tutti, ci vediamo domani all'inaugurazione di Sapori Pro Loco qui alle 11. Grazie Feliciano, grazie alla Società Filologica Friulana, grazie alle Pro Loco e all'Umpli, grazie alla mia squadra di Telefriuli, buona serata. Buonasera. Questa trasmissione è stata offerta da Nodo Hotel, Restaurant e Spa.